Amici bellini, buon martedì di vigilia, ecco, dobbiamo per forza fare così. Io ho cercato di darmi una mossa, insomma una regolata, una svegliata, guardo di qua, no, vi guardo nell'anima, vi devo guardare nell'anima, l'anima delle cose, non i morti vostri, non ha importanza. Facciamo un recap perché subito del campionato, perché devo capire una cosa. Cominciamo. È un martedì pazzesco, rumori incredibili, rumori. Allora amici miei, Tommaso Mezzacapo, benvenuto. E poi una capa intera quanto costa? Che meraviglia, proprio siete fantastici, a partire dai vostri nomi, siete meravigliosi, a partire dal supporto, i like. Io devo ringraziare tutti quelli che piano piano si stanno comprando la tazzina, vedete la tazzina sul fluido.net che vedete di qua, e insomma molti amici mi stanno onorando di questa cosa. A me fa piacere proprio che voi vi bevete una cioccolata calda, per esempio, un caffè e latte, e ci sta Diego dietro, ci sto io davanti, veramente mi onora questa cosa qua. E voi poi lasciate i like, perché i like sono gratuiti. Io ho fatto una riflessione che molto spesso le cose più belle sono gratis, i regali più belli sono gratis, come un amico che mi consiglia un album nuovo e mi piace tantissimo, quello è un regalo gratis e io voglio condividerlo anche con voi. Se vi piace il rock però più moderno, con la melodia, non i Led Zeppelin, ma insomma una roba tipo Foo Fighters ma un pochino più cattivo, ecco, Mammoth è il figlio di Van Halen, andatevelo a cercare, e spero di avervi fatto cosa gradita. A me fa impazzire quell'album. Comunque, nel ringraziare anche Fabio Versatile, di cui lancio una diapositiva dietro di me, io mi blocco. Beh. Sta tutto. Sì. Diciamo grazie a Valerio Fluido. Grazie hermano. Grazie a te Fabio, figuriamoci, è il minimo. Sono contentissimo insomma che poi vi incontrate anche tra di voi, amici bellini che diventano non solo bellini virtuali ma bellini proprio nella realtà. Roba straordinaria. Prima o poi verrò anche io a Napoli e faremo una reunion come si deve, seria. Nel frattempo qualcuno pure gratis si iscrivesse sotto, c'è il cosiddetto canale Telegram, perché ne vorrei altri 40 per fare numero fisso, insomma numero tondo, per essere 1.000.000. Sul canale Telegram per esempio io ho scoperto questa cosa qua, che l'ha mandata Gerardo Marino, e guardate che cosa assurda e assoluta, cioè il confronto tra questa decina di partite dell'anno scorso e quest'anno, ma parliamo proprio di, cioè proprio andate e ritorno, cioè nel senso proprio le partite in casa, no? Che dici Napoli-Lazio, Lazio-Napoli, stessa cosa, cioè Napoli-Spezia e si perde con un gol così, Napoli-Lazio goleada eccetera eccetera, con Sassuolo lì a Sassuolo il pareggio è clamorosissimo uguale, vinciamo con la Juve e con l'Udinese andiamo più larghi quest'anno, con la Sampdoria andiamo più larghi, non c'è problema, con il Milan uguale, proprio una cosa incredibile, con l'Inter sempre questa cosa, però il Napoli poteva fare di più, così con la Fiorentina in questo caso eravamo più larghi l'anno scorso, il pareggio col Verona. Insomma ragazzi, non è cambiato nulla. Ovviamente non ci possono essere confronti con le altre squadre. Per esempio noi cominciamo con il Venezia che l'anno scorso non c'era, poi altre partite così. Ma io voglio fare questo giochino di memoria insieme a voi, senza andare, perché avevo pensato di andare a rivedermi le mie reaction o le mie analisi tattiche per vedere insomma come è andata questa, perché adesso noi abbiamo il retrogusto amaro, perché il quando è il concetto del quando che abbiamo introdotto in questo canale, che ti lascia sensazioni diverse, bene o male abbiamo fatto le stesse cose, anzi abbiamo 5 punti in più rispetto al girone d'andata dell'anno scorso, ma la sensazione è quella, capito? Tanto non c'è niente da fare, tanto sempre quelli siamo eccetera eccetera. Il quando, perché se tu cominci benissimo e poi ti ammosci alla fine, la sensazione finale è quella che rimane, come per esempio l'anno scorso, no? Napoli-Verona ha talmente
distrutto la tifoseria, che quanto di buono si era fatto, quanto di incredibile si era fatto nel girone di ritorno raggiungendo i 43 punti, scema, ecco, scema, e uno si ricorda solamente il fallimento dell'ultima partita. E però proprio questo ci deve far riflettere. Noi gridiamo Napoli-Verona, gridiamo allo scandalo, gridiamo che ecco, qualcosa deve essere successo, ci devono spiegare. E però ci devono spiegare a questo punto anche il Napoli-Spezia di adesso, dove tu avevi fatto quello che nessuno si poteva immaginare a Milano, e poi vieni meno, uguale all'anno scorso, ragazzi, perché anche l'anno scorso noi andiamo a Milano a vincere cose incredibili, anche a Roma, tutto quel filotto, ricordate, che era incalcolabile, e poi devi vincere la partita tra virgolette più facile di quel periodo e non ci riesci. Insomma, tralasciando tutte le altre cose che insomma fanno parte del calcio, col Cagliari, quel gol che è così. Facciamo un attimo questo recap, perché poi su Fan Rating io farò uscire anche un video di top. Non voglio mettere i flop, voglio concentrarmi solo sulle cose belle. Mi hanno chiesto di mettere 3 top del Napoli e potete anche immaginare, potete anche divertirvi nei commenti ad anticiparmeli. Ho già un'idea, ma il video poi lo farò dopo e uscirà più o meno penso stasera. Facciamo un attimo questo recap, vediamo se mi ricordo bene, perché la mia memoria non mi aiuta. La mia memoria non è eccezionale. Però per esempio io leggo Napoli-Venezia 2-0, però vedo l'espulsione e penso il Napoli in questo caso, ricordo che avemmo delle difficoltà iniziali perché Osimhen fu espulso subito, però con pazienza, ricordo la parola pazienza, noi senza problemi. Poi ricordo anche che il Venezia, un po' intimorito dalla Serie A, non ebbe la forza di metterci in difficoltà anche con l'uomo in più, e noi con pazienza l'abbiamo ribaltata, cioè non ribaltata, l'abbiamo segnato e abbiamo vinto, ribaltato rispetto al concetto di essere con un uomo in meno, e va bene. Dopodiché vedo Genoa-Napoli 1-2 e non posso non ricordare così a memoria il gol di Petagnone verso il finale su cross di Mario Rui. Poi se faccio degli errori voi me li correggete sotto, perché sto andando proprio a braccio e non voglio andarmi a rivedere. Poi voi vi potete divertire con tempo a disposizione in queste vacanze, andarvi a rivedere le reaction, andarvi a rivedere le analisi e dici ma tu hai nata cosa, cambiate idea? No, è che non mi ricordo. In tutto questo Napoli-Benevento, c'è quella amichevole tremenda dove perdiamo in casa nostra 5-1 col Benevento, però si potrà dire i giovani eccetera eccetera, non c'erano tutti i giovani, ma dopodiché c'è Napoli-Juventus dove il Napoli vince 2-1, ricordiamo una Juventus abbastanza disastrata in quel periodo, ricordiamo anche che il Napoli decide di mettere in campo anche giocatori che tornavano dalle nazionali e se le rischia e vinciamo 2-1. Poi ci sono le coppe, ma non le consideriamo la Coppa UEFA, l'Europa League in questo caso. Dopodiché andiamo ad Udine 0-4. 0-4 importante, l'Udinese qualcosina la fa, però cominciamo, io sento dei rumori là fuori e non riesco, mannaggia tutto cominciamo ad avere quella sensazione, ricordo le mie parole, dice qua Spalletti sta mettendo in difficoltà le squadre, perché se ci acchiappano alti noi possiamo fare la pallata, se si chiudono dietro noi comunque riusciamo con il palleggio a risolvere in un certo modo, e quindi l'Udinese ci affronta in un modo 0-4, la Sampdoria ci affronta in un altro modo 0-4, anche se loro qualche occasione la ebbero, ma noi fummo bravi a non farli segnare, bravi e fortunati siamo lì, non c'è proprio dubbio. Dopodiché con il Cagliari, ecco il Cagliari invece che rinuncia completamente a giocare, fa uno degli XG più bassi della storia e perdono comunque 2-0, quindi là, capite, siamo infallibili, siamo imbattibili, se ci attaccate vi facciamo, se vi difendete vi facciamo, e quindi sale questo entusiasmo del quando a spalle queste sono le partite, ricordate le partite che l'anno scorso non avremmo mai vinto eccetera eccetera, come la partita con la Fiorentina 1-2, partita breve, partita di muso corto, di corto muso, queste sono le partite che Napoli non avrebbe mai vinto eccetera eccetera, non lo so, perché poi arriva anche la vittoria contro il Torino 1-0, anche questa di cortomuso, ricordo cose non ricordo cose eccezionali, ma ricordo anche che l'anno scorso contro il Torino fu una delle partite più brutte del Napoli, che il Torino non ti fa giocare, Juric lo sappiamo eccetera eccetera, risolta poi da una magia di Insigne, e ce la ricordiamo quella cosa là. Dopodiché c'è il pareggio con la Roma, e il pareggio con la Roma accolto dai più come una cosa positiva, e
meglio pareggiare se non riesci a vincere, comunque la Roma è una squadra forte, Mourinho eccetera eccetera, ma quello fu l'inizio probabilmente di una cosa. Là dovevi dare la dimostrazione, là dovevi ammazzarlo il campionato in qualche modo e dare la dimostrazione che la Roma, lo vedete, alti e bassi, va a folate, di conseguenza dovevi dare la dimostrazione che tu Napoli sei di un altro livello, non sei una squadra che fa alti e bassi, e quindi quello 0-0 fu indicativo, dovevamo accoglierlo con preoccupazione perché abbiamo dimostrato di essere più come la Roma che non come l'Inter, e questa è una cosa importante. 3-0 al Bologna, alla grandissima, proprio una bella dimostrazione di forza, quindi hai capito, ci ritorniamo così. Dopodiché con la Salernitana 0-1, anche lì si poteva fare sicuramente meglio, però si vince e quindi nessuno dice niente, un po' di risultatrismo ma va anche bene così. E poi arriva Napoli-Verona 1-1, lì cominciano a scricchiolare le cose, perché Napoli-Verona, perché non ci sei riuscito, perché il Verona anche senza Juric è sempre il Verona, si gioca poco, eccetera eccetera. Poi arriva la sconfitta con l'Inter, che ci sta per valori in campo, per valore della rosa, per il fatto che l'Inter ha fatto un percorso e quindi giustamente il Napoli si piega a San Siro, non era facile, non vuole fare nemmeno una tragedia, però poi da lì la reazione ce l'hai, perché distruggi a tutti gli effetti la Lazio di Sarri, vincendo 4-0, dimostrando calcio spettacolo e facendo una delle partite più belle a memoria d'uomo. Ma non solo, proprio a memoria dell'era De Laurentiis, proprio palleggiare in faccia a Sarri, proprio calcio spettacolo, proprio cose di scambi stretti eccetera eccetera. Abbiamo visto anche gioco, perché prima avevamo visto i risultati anche raccolti, capito, per le corna eccetera eccetera. Qua abbiamo visto il bel gioco, ci siamo entusiasmati e dopo l'entusiasmo forse ci siamo saliti un pochino, non solo i tifosi ma anche i giocatori, di livelli di testa, un po' di presunzione come si ma forte, e quindi Sassuolo-Napoli diventa 2-2. Ragazzi, in tutto questo io non sto ricordando cose arbitrali eccetera eccetera, che ci sono, non facciamo scherzi, non è che noi ci dimentichiamo niente, assolutamente tutte quelle cose ci sono, e se volete andarvele a rivedere ci sono i video che le dimostrano, quindi sotto questo punto di vista non c'è problema. Però alla fine quello che resta è il risultato, e quindi dopo Sassuolo-Napoli perdiamo con l'Atalanta in casa 2-3 e va bene, l'Atalanta è forte, l'Atalanta ci dimostra che ci stava rosicchiando punti, e mentre il Napoli stava frenando risalivano Atalanta e Juventus, mentre l'Inter non si è fermata più. Dopo che succede? Succede che il Napoli batte il Leicester nel frattempo, e non voglio parlare dell'Europa League, ma vedete la reazione dopo l'Atalanta. Però poi partiamo in casa contro l'Empoli, ma quella ha segnato Di Luca, abbiamo capito, però intanto era 0-0, se non avesse segnato Di Luca sarebbe stato un tristissimo 0-0 contro l'Empoli. Il Napoli non segna più, aiuto, perché? Perché due gol con l'Atalanta l'hai fatti, però poi non segni con l'Empoli, non ci sei riuscito. Nel frattempo che cosa è successo? Abbiamo perso Osimhen, abbiamo perso Fabian, cominciamo a perdere Insigne, non abbiamo più i vari Anghissà eccetera eccetera, Di Lorenzo gioca sempre, tutta una serie di problematiche che rendono il percorso più difficile, fino poi ad arrivare a Milan-Napoli con tutte le riserve, e noi diciamo vabbè, non ci aspettiamo niente, e facciamo il partitone a Milano, dove praticamente la maggior parte, ci sono dei problemi di video, poi devo risolverle queste cose qua. La maggior parte delle cose, la cosa che ci rimane impressa è come il Napoli ha lottato su ogni pallone. Alla fine veramente c'era quella sensazione di volerla portare a casa, e l'abbiamo fatto anche col brivido finale. Niente. Alla fine di questa storia arriva lo Spezia, di cui tu devi fare un sol boccone, una squadra che subisce tantissimi gol, e tu non ci riesci purtroppo. Di conseguenza il Napoli chiude sempre a 5 punti più dell'anno scorso, però non è abbastanza per avere velleità di scudetto. Possiamo giocarcela per la Champions League sicuramente, se bissassimo il girone di andata probabilmente ce la giochiamo punto a punto. Dobbiamo fare qualcosa di più. Spalletti deve fare qualcosa di più, Spalletti che ci è piaciuto a inizio stagione, adesso un pochino meno, ci ha dimostrato anche
anche lui qualche limite. Spalletti out? Assolutamente no. Insigne out, Osimhen out, Ospina out, Juan Jesus out? Assolutamente no, perché questi siamo, questi possiamo essere e dobbiamo con questi fare di necessità virtù e riuscire a portare a casa questo obiettivo che è fondamentale, la Champions League. Cari giocatori del Napoli, buona vigilia, bello il video che avete postato sul YouTube ufficiale del bambino che aspetta i giocatori, arriva Di Lorenzo non si riposa nemmeno a Natale, Ospina e Zielinski, bello, commovente, stile Jackal, bello, simpatico ma commovente, mi è piaciuto tantissimo. Signori miei, impegnatevi per la Champions League, non pensate che se non si lotta per lo scudetto vi scocciate oppure la prendete con presunzione, potente o Spezia, perché vedete che lo Spezia vi batte 0-1 e vi batte anche la Salernitana e vi batte anche il Venezia e vi batte anche il Genoa, anche il Cagliari vi batte, anche il Benevento, perché ce l'ha dimostrato, ci può battere se non entriamo in campo con lo spirito che abbiamo messo contro il Milan. Se vogliamo fare questo, poi non vi preoccupate, arrivano le offerte dai grandi club europei e vi comprano, ma dovete dimostrare, perché altrimenti gli altri club europei vedono le partite del Napoli e dicono: ma aspetta, ma Lozano non ha segnato a porta vuota contro lo Spezia, mi conviene comprarmi Lozano, oppure mi compro un altro che magari c'ha l'occhio della tigre in tutte le partite. Lo dico per voi, non lo dico nemmeno per il Napoli eccetera eccetera, perché la maglia alcuni se ne fregano, altri poco, ma sta bene così, è il calcio moderno. Di conseguenza impegnatevi, raggiungete la Champions League, sarà punto a punto con l'Atalanta, sarà punto a punto con la Juventus. Io credo che Inter sia irraggiungibile, il Milan dimostra di voler essere attaccato al secondo posto, lì ce la giochiamo, Atalanta, Juventus, Napoli, vediamo se la Roma, vediamo se la Lazio, vediamo se la Fiorentina, ma quello è, il campionato non è lungo, il campionato è praticamente già finito e noi dobbiamo affrontare la Juventus e dobbiamo dimostrare. Da New York, Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate voi, di conseguenza non so se usciranno altri video così oppure ce ne andiamo in vacanza. Io nel frattempo devo andare a faticare perché non ci sono vigilie, non ci sono vacanze, il musicista sta sempre in vacanza ma non è mai in vacanza, e non volevo fare il 9 su 5, no? Il 9 to 5, il va al lavoro così, è diventato un lavoro 24/7 and that's my life, that's it, it's fine. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe.